Romana, capitolo 13. A sottomissione e autorità civile. Ognuno di voi si mettesse sottomesso a chi tiene potere in mano sua, perché non ci sta nessun potere che non viene a Dio. E tutti quei poteri esistono, perché sono stati fissati a Dio. Perché si dica a voi, che chi si mette contro quelli che comandano, si mette contro chi lo comanda, fissato a Dio, e attirerà una condanna in quella essa. Chi si comporta buono, non ha mai a paura chi comanda. Chi fa male invece, sapeva sempre a paura. Vuoi tu non avere paura di tutti quelli che ti comandano? Fa sempre bene a loro e ti regneranno a loro, perché stanno a servizio di Dio, proprio per bene tuo. Se invece fai uffidente, tanto ti piglia paura, perché loro tengono in mano pure il potere di castigare. Loro stanno a servizio di Dio, per mostrare la collera sua in mezzo a tutti quelli che fanno infamità. Questa è la ragione, perché voi dovete essere sottomessi a tutti quelli che ci comandano. Non solo per la paura di essere castigati, ma pure per una ragione di coscienza. È la stessa ragione che vi fa pagare tasse vostre a loro, perché se loro fanno con coscienza che la missione a loro, stanno a servizio di Dio. Rado ognuno quello che tocca a loro. A chi orazzi, orazzi, a chi è tassa, a chi ha paura, a chi ho rispetto, a ognuno quello che la tocca. La carità è un riassunto della legge. Voi non avete a tenere nessuno rebbito con nessuno fuori quello che vuole bene assai l'uno con l'altro, perché chi vuole bene o frate suoi mette in pratica tutta la legge di Dio, perché sta scritta in la legge, vuoi bene o frate tuoi come vuoi bene a te stesso. Dentro a questo comandamento stanno uniti pure tutte le di come. Non scurnacchiare, non accire, non rubare, non desiderare, e chi vuole bene veramente o frate suoi non è capace di fare, e nessuno è che sta infamità. Perché si verifica, chi va bene mette sempre in pratica tutta la legge di Dio. O cristiani e figli della luce. Voi sapete bene che stiamo campando in un momento difficile, ma è arrivato un momento che vi dà scelta, perché la salvezza vostra è assai più vicina e quando avete cominciato a credere. La notte è assommata, i giorni ormai è vicino. Buttiamo perché sta arrasato noi tutto l'opera oscurore e mettiamoci in gola che l'armatura della luce. Comportiamoci onestamente come rinda la luce nella giornata, senza disobbedienza e senza imbriacare, senza far schifezze e senza campare in dei vizi, senza far piccicare, senza essere nemirie. Non vi mettete a correre appresso a tutte le smanie della carne. Piuttosto sforzate di campare, sempre uniti a Gesù Cristo, che è il Signore nostro.